io sarei attento al Como nei prossimi anni, perché è vero che Fabregas non ha molta esperienza come allenatore, anche i giocatori che prende, diciamo, anche che il Como sta prendendo solo esterni, quindi io non lo so, forse Fabregas veramente vuole giocare col modulo a farfalla di Oronzo Canà, però sta pigliando solo esterni il Como. Però è interessante comunque vedere come si evolve la situazione lì, eh. Io guarda, ve lo dico da adesso, siamo al 22 luglio. Se il Como, e io sono convinto che ci riesce, ok? Già sono convinto che ci riesce. Se il Como entra nelle coppe europee l'anno prossimo, cioè noi non è che ci dobbiamo mettere paura, noi dobbiamo iniziare a tremare tutti, perché quello è l'unico scalino che gli manca, perché i soldi ce li hanno, il progetto ce l'hanno, lo stadio diciamo ce l'hanno, penso, credo sia di proprietà, non vorrei dirti puttanate perché ci devono fare anche i lavori, stanno internazionalizzando, hanno internazionalizzato subito la società, insomma la squadra con gli ospiti, le cose, cioè l'hanno resa visibile al mondo. Gli manca lo scalino dell'Europa. Dal Certo. momento che arrivano in Europa, qualsiasi Europa, anche la Conference, cominceranno ancora a darci ancora più di